Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. Oggi, 30 anni fa, muore Enzo Tortora, un nome, un professionista che ha tanto da raccontare anche oggi. Il nome Enzo Tortora ci riporta subito a un senso di colpa, a un rimorso collettivo, ci porta a pentirci di un certo pentitismo non controllato, il pentitismo che lo condannò al carcere, a una lunga riabilitazione giudiziaria e umana e poi all'assoluzione, ma giunta davvero troppo tardi perché il suo corpo non ne fosse minato per sempre. Il calvario di Enzo Tortora cominciò il 17 giugno dell'83 con il suo arresto, con l'accusa di associazione mafiosa di stampo camorristico. Un arresto pretelefonato a molte redazioni e la sua immagine di uomo in manette passò per giorni, anzi per anni, davanti agli occhi dei telespettatori. Venne condannato in primo grado e solo dopo 4 anni assolto con formula piena. Qualche settimana dopo, era il 20 settembre dell'87, Enzo Tortora torna in televisione a condurre la sua trasmissione Portobello e apre con delle parole che i testimoni del tempo ricorderanno per sempre. Dunque, come eravamo rimasti. Poche parole, nessuna accusa, tanta dignità e un impegno. Essere presente, parlare, difendere il proprio onore anche per coloro che la voce non ce l'hanno. Un impegno che portò avanti per pochi mesi, 15 mesi dopo morì nella sua Milano.